La parola d'ordine è fare in fretta. A Venezia è giornata decisiva per la sorte delle 6 province della città metropolitana, retta da un commissario fresco di nomina e atteso in laguna nei prossimi giorni. A Palazzo Balbi incontro tra province, comuni e sindacati e l'assessore al bilancio Roberto Ciambetti. Nella Calle i dipendenti in protesta. Un'ora dopo in Consiglio regionale la presentazione di quella che potrebbe essere una parziale soluzione, una legge di riordino messa a punto dall'Unione delle Province del Veneto e dall'ANCI per evitare il caos. La soluzione è di fronte comunque ad una situazione molto complessa ed un momento di grandi cambiamenti. Per 20 anni nel nostro Paese non ci sono state riforme ed oggi se ne stanno attuando tantissime, magari tutte insieme stanno creando delle complessità di gestione sia ai comuni che alle province di secondo livello. 2.883 i dipendenti delle province venete, cui si aggiungono i 250 delle società partecipate. Il 50% di loro dovrà essere messo in mobilità entro il 31 marzo, data oltre la quale anche gli stipendi sono a rischio, pena il dissesto dei bilanci degli enti. La legge, condivisa dai sindacati, va approvata e al più presto. Abbiamo condiviso una proposta di legge che ci auguriamo la Regione possa far sua. Questo permetterebbe di definire e di dare anche una certezza, soprattutto in termini di servizi verso i cittadini, perché i cittadini non devono soffrire di questa riforma o distruzione che sta facendo il governo Renzi. A rischio funzioni sociali importanti, il trasporto a scuola degli alunni con disabilità, l'accompagnamento dei ciechi, il sostegno a famiglie in difficoltà. A rischio anche la formazione professionale e i centri per l'impiego. La Giunta regionale si è impegnata a prendere una decisione entro la fine di marzo. Il Consiglio regionale ha assicurato un iter veloce per la legge. Dal presidente dell'UPI Veneto una richiesta. Ci auguriamo che questi tempi vengano rispettati.